E noi invece adesso parliamo di una iniziativa di Valvasone Arzene, mascherine in comune. Ce ne parla di più Lucio Bondi. Inutile stare con le mani in mano, anche a saracinesche abbassate possiamo fare la nostra parte. È quello che si è detta Maria Elena Gallo, che a Valvasone ha un negozio di tessuti con l'inizio della quarantena. Quando è arrivata l'ordinanza che ci ha fatto chiudere, ci siamo messi a confezionare in forma privata delle mascherine per gli amici, la famiglia e i nostri colleghi commercianti qui a Valvasone, assieme alla nostra amica tappetiera del paese. I dispositivi di protezione, si sa, non si trovano e così l'iniziativa ha attirato l'attenzione dell'amministrazione. È partito il progetto Mascherine in Comune. 70 persone hanno aderito entusiaste e ne è nata una piccola ma efficiente catena di montaggio cittadina. Prepariamo dei kit e tagliamo il tessuto, quindi la misura delle mascherine, e lo imblisteriamo con l'elastico e il filo. Viene distribuito dai volontari della protezione civile alle signore che si sono rese disponibili. Una volta confezionate da ago, filo e macchine da cucire, sono distribuite alle famiglie del comune e nessun dettaglio è lasciato al caso. Abbiamo messo a disposizione le spiegazioni alle signore, abbiamo fatto un piccolo video tutorial, diciamo. Le confezioniamo in tessuto di cotone 100% lavabile e sono sterilizzabili e riutilizzabili. Tessuto messo a disposizione grazie al magazzino del negozio, un modello che potrebbe essere adottato anche da altri comuni e che porta nell'emergenza anche un tocco di leggerezza. C'è la parte estetica, perché c'è anche quella simpatica con l'arcobaleno, diciamo. Sì, diventa una cosa carina, anche colorata, con un po' più di spensieratezza.